Buonasera, buonasera, ben ritrovati con 20 e 10. Stasera parliamo di cinema e parliamo, come vedete nel titolo, dell'Italia a Hollywood, il cinema italiano ma anche la televisione italiana, protagonisti a Los Angeles in un festival che ha visto la prima edizione, di cui parliamo di questo mondo di cui spesso si parla nel bene e nel male, con una nostra ospite graditissima, Valentina Martelli. Grazie dell'invito Luigi, buonasera ai telespettatori. Grazie Valentina, giornalista, corrispondente per la RAI da Los Angeles. Pensate che ha iniziato in questa emittente, no? una lunga carriera in televisione, carta stampata, e adesso corrispondente dagli Stati Uniti. Iniziata proprio qui con voi, con Antenna 3, alla quale sono legatissima e dove mi fa sempre molto piacere tornare ai tempi di Via Pisa, quindi parliamo di tempi l'altro ieri sostanzialmente, lontanissimi, e poi catapultata nel mondo glitterato, questo mondo incredibile di Hollywood di cui raccontavi. Ecco, dopo tante esperienze, altre televisioni, la carta stampata e poi appunto la California. Ovviamente torni spessissimo in Italia, però in California hai inventato questo festival a cui io ho partecipato con grande piacere, perché ho trovato che sia stata un'idea davvero molto importante per collegare il cinema e la televisione italiana e americana. No? Com'è che ti è venuto e perché hai pensato di così creare questo festival? Per prima cosa perché le abitudini dell'audience cambiano velocemente. I primi a lasciare paradossalmente il mondo dei grandi schermi, cinema nella loro forma più tradizionale, ma anche la televisione nella loro forma più tradizionale, sono i giovanissimi. Certo. Tutti quanti usano computer, telefonini, siamo continuamente in questo mondo in continua evoluzione e bisogna saper cogliere i cambiamenti, e il cambiamento significativo è ovviamente quello della televisione in sé per sé, come contenuto di serie televisive, come contenuto di documentari, come contenuto di film per la televisione, di corti per la televisione. Quindi tutto questo mondo che per tanto tempo è stato un pochino snobbato. Io ho un po' voluto chiamare questa situazione, chiamiamola così, un po' il rinascimento italiano nel mondo dell'audiovisivo. Perché? Perché in America, se si parla di cinema, di televisione italiana, tutti quanti ovviamente si ricordano e fanno riferimento ai grandi come Fellini, come Antonioni, le attrici del passato, Sofia Loren, Mastroianni, ma quando poi gli si chiede ma adesso cosa guardi, un americano moltissime volte ti dirà guarda, nella mia playlist c'è Gomorra, c'è Suburra, c'è L'amica geniale, c'è The New Pope, The Young Pope, quindi tutte serie che hanno fatto questa differenza. Allora mi sono chiesta, ma perché non esiste un festival che sia una specie di formato nuovo, nel senso non soltanto una premiazione, una pura premiazione di quello che è il meglio, ma anche un ponte che unisca le due realtà, quindi ovviamente l'America e l'Italia, e che sviluppi business, quindi sì l'acquisto delle serie finite, quindi l'esposizione dei talenti italiani dal punto di vista della produzione, della creatività, ma anche che porti business. Qui molte regioni si stanno muovendo molto bene, diventano set, quindi perché non fare così? Perché non permettere il product placement, cioè il posizionamento dei nostri marchi all'interno delle serie televisive? Questa è la pubblicità di oggi, lo sappiamo. Insomma, non sono stata brevissima, ma eccomi qua. No, hai spiegato molto bene di cosa si tratta. Io tra l'altro ho avuto modo di assistere proprio alla prima edizione del festival, che ha avuto un successo straordinario, davvero alla Soho House a Los Angeles, poi sul roof del London Hotel, veramente tantissima gente, attori, tantissimi protagonisti. Vedremo poi anche il premio che avete dato a Paolo Sorrentino, però proprio per descrivere meglio quello che è la mission un po' del festival, vediamo un video che lo riassume un po' quello che è l'obiettivo del festival. I ride
Perché qua uno clan comanda. E che lo clan siamo tutti quanti noi. Who are you, Lenny? Everything. People say you're a saint. You're just a blue-eyed kid. I was supposed to be Pope. Questo non può continuare a studiare. Tanti le sanno, lo faccio stesso. Sono proprio contenta di vederti, Leno. Anche io. È la seconda volta che fai le testa tua, alla terza ognuno per la strada sua. The successor to Giovanni de' Medici shall be Cosimo de' Medici. A new world is here, a world of business and trade. Just the Beginning è solo l'inizio, perché poi nel settembre del 2020, seconda edizione del festival. Che cosa pensi che accadrà nella seconda edizione, di particolare, Valentina? Beh, in questa prima edizione, che è stata un po', in inglese si chiama proof of concept o content, cioè una prova, diciamo, perché un caro amico americano mi aveva detto questa cosa: molti festival promettono tanto e poi quando si tratta di far vedere cosa sanno fare c'è poca carne, diciamo. Allora, come sai, visto che c'eri, ho voluto lanciare questa prima edizione con una formula ristretta di quello che poi accadrà nel 2020, quindi una giornata con dei panel, quindi degli incontri con rappresentanti del mondo di Hollywood che incontrano rappresentanti del mondo italiano delle produzioni. Avevamo Sky, Nils Hartmann, che è il direttore delle produzioni originali. A proposito, le serie che avete visto sono serie Sky e Rai, che sono diventati un po' i partner in questo progetto, credendo a qualcosa di completamente nuovo e completamente diverso per certe cose. L'anno prossimo esploderemo, si spera, portando anche scrittori. Donato Carrisi ci ha già detto che sarà con noi, perché ovviamente, come è stato sottolineato anche proprio durante quella giornata, tutto inizia dalla storia. È una bella storia che deve poi essere raccontata in vari modi, quindi avremo degli incontri con gli scrittori, avremo delle serie. A quel punto non saranno soltanto dei trailer, ma faremo vedere degli episodi pilota o degli episodi uno accanto all'altro anche al pubblico americano, per sentire anche cosa ne pensano, avere un pochino un feedback su cosa deve essere sistemato, aggiustato, cambiato. Poi naturalmente è Hollywood, quindi party e red carpet con le celebrità, cercando di mantenere sempre un occhio agli italiani. Come sai, quest'anno avevamo diversi attori e attrici italiani che si stanno stabilendo e stanno avendo risultati, successi in America. Il prossimo anno vogliamo portare ancora più italiani per raccontare una volta in più come ci stiamo muovendo, cioè i nostri talenti, ce ne sono tantissimi. Gli americani hanno una grandissima cosa, gli americani hanno la capacità di vendere anche quello che non hanno. Sì. Noi abbiamo tutto e non ci sappiamo vendere. Perché? Questa è la domanda di fondo, e ne parleremo tra pochissimo nella seconda parte. Io direi, siccome hai citato appunto il party, il red carpet, c'è stata proprio una grande festa sul roof del London Hotel, e vediamo delle immagini proprio con anche dichiarazioni del vincitore del primo premio, che si chiama Hands. Sì, no? È Hand the Winner Is, proprio... Hand, quindi la mano, Hand the Winner Is con la H, capirete. Esatto, e il vincitore è... Perché il premio è una mano
di uno scultore notissimo. Silvia Falaschetti è uno scultore italiano che un po' rappresenta di nuovo l'idea del festival, è uno scultore italiano che ha trovato successo poi negli Stati Uniti, dove ha il suo studio, ma tutte le produzioni le fa in Italia, delle sue sculture. Quindi di nuovo questa capacità e questo tentativo che abbiamo tutti noi un po' emigrati o immigrati in America di raccontare il nostro paese. E di ottenere grandi risultati. Allora ne parliamo poi nella seconda parte, vediamo le immagini della grande festa sul roof del London Hotel, vediamo. Sicuramente il fatto che siano stati abbattuti dei confini, cioè che è diventato molto più facile lavorare qui, fare prodotti magari italiani che però vanno facilmente all'estero, questo ha consentito una grande libertà. Potenzialmente il pubblico è molto più ampio, ci sono molti prodotti, questo consente anche una maggiore libertà. Penso che sia una cosa molto interessante perché il mercato sembra andare in questa direzione, gli italiani con il loro talento sono riusciti a imporsi abbastanza nel mondo delle fiction televisive, per cui perché no? Anzi, io spero che questo festival abbia successo, il che vorrebbe dire che porterà cultura, passione italiana e creatività italiana anche negli Stati Uniti. L'idea è quella di mettere assieme televisione italiana in tutte le sue forme per riuscire poi a arrivare al mercato americano in tutte le sue forme, di conseguenza le piattaforme streaming, la televisione classica, ma anche qualsiasi altro tipo di device, perché sappiamo che le abitudini dell'audience cambiano e cambiano molto velocemente e questo ETTV vuole stare al passo, anzi anticipare i passi. Parlavamo di televisione, di come sta cambiando la televisione, di come la televisione italiana sta conquistando il mercato americano e internazionale e allora ci siamo detti ma perché non organizzare un festival che racconti questo rinascimento? Ci sono tante cose dedicate all'Italia, mancava questo frammento di televisione, siccome la televisione è in assoluto, lo possiamo dire, quello che più ha rotto i confini tra Italia e America. Ford vs Ferrari, interpreto Lorenzo Bandini e sono molto fiero e onorato di interpretare una leggenda in Italia, quindi per me è stata una grande responsabilità e allo stesso tempo un grande onore e poi lavorare con il fianco di Christian Bale, anche se antagonisti, con Matt Damon è stata veramente una grande esperienza. Sono molto contenta di poter rappresentare in un certo senso l'Italia e di poterlo fare con un personaggio che è al di fuori del cliché che di solito ci rappresenta, no? della macchietta. Sì, no, è una bellissima esperienza che adesso sto cominciando il terzo anno nella serie, quindi sono molto contenta e ovviamente mi ritengo sempre molto fortunata. Quindi l'appuntamento? L'appuntamento è settembre 2020 con il primo ufficiale ETTV, il festival della, attenzione, televisione, noi non facciamo film festival, noi facciamo televisione. E chissà che un domani non si possa fare il titolo il Veneto a Hollywood, lo dico a Valentina Martelli che è veneta doc. Ci vediamo tra pochissimo e parliamo di nuovo di cinema e di televisione italiane negli Stati Uniti.
Seconda parte di 20 e 10 con Valentina Martelli, una collega della RAI che, come avete sentito, ha creato il primo festival della televisione italiana e del cinema italiano in qualche modo negli Stati Uniti, e parlavamo prima della pubblicità, l'Italia Hollywood. Chissà che non si possa un giorno, un domani, Valentina, fare un festival in cui ci sia molto veneto dentro, no? Perché ci sono tante produzioni, tanti artisti, tanti anche registi e produttori in Veneto che probabilmente ancora negli Stati Uniti non hanno avuto un'opportunità. Io mi ritrovo a essere veramente molto campanilista, sono veneta e le radici le senti tantissimo quando sei all'estero, anzi sono trevigiana, anzi ancora di più sono di San Biagio, quindi sono proprio in casa oggi, gioco proprio in casa. E quando incontro qualcuno veneto a Los Angeles sono molto contenta. In questi 15 anni di vita losangelina ho visto un cambiamento proprio dal punto di vista dei giovani che arrivano lì, un cambiamento che racconto anche in un programma che si chiama US Generation, che è molto seguito su Rai News 24. Rai News 24, che proprio racconta questa nuova forma di emigrazione dall'Italia, o forse dovremmo dire immigrazione negli Stati Uniti. E sono tantissimi i giovani veneti che arrivano con capacità, talenti incredibili, così come le nostre aziende, la nostra produzione, la nostra area. Noi abbiamo tantissimo e purtroppo, dico purtroppo perché non riusciamo a raccontarlo. E mi sono spesso chiesta, stando lì, se è una forma di pudore, se è una forma di, non lo so, di protezione del territorio, quando moltissime altre regioni in realtà hanno fatto la cosa opposta. Il Trentino storicamente lo fa. Lo ha fatto la Toscana, lo ha fatto la Puglia, lo fanno ora le Film Commission promuovendo moltissimo le aree per il tax credit, l'accesso ovviamente al cash flow, quindi a questa disponibilità economica finanziaria che fanno le banche anche locali. Io sono molto contenta che, ad esempio, il Veneto finalmente abbia aperto la sua Film Commission, perché in questo modo spero riusciremo a portare maggiormente il messaggio che Veneto, per carità, è Venezia, ma non è solo Venezia. Bravo. Abbiamo laghi, abbiamo montagne, abbiamo città, abbiamo aeroporti, abbiamo tutto. C'è tutto, non manca nulla. Non manca nulla, abbiamo imprenditoria, abbiamo prodotti, abbiamo giovani talenti, e quindi magari il Veneto sbarcasse in maniera prepotente, ma dico prepotente proprio nel suo significato a Hollywood, perché troverebbe le porte aperte. Ecco, senti, tu hai proprio messo il dito sulla piaga, no? Un po' questa riservatezza, anche una certa, diciamo proprio disponibilità a fare tanto, ma sempre in modo molto riservato, molto schivo. Questo un po' diventa un limite, no? Soprattutto in ambienti in cui invece è richiesta molto dinamismo, molta determinazione. Assolutamente sì, soprattutto se si pensa all'America. L'America c'è questa frase americana che io cito spesso perché mi piace molto, dice fake it until you make it, cioè fingi fino a che non lo raggiungi. Noi abbiamo raggiunto e fingiamo di non aver raggiunto, loro non raggiungono, però fingono, si vendono, raccontano qualcosa che noi non riusciamo a raccontare. Non lo so, me lo sono chiesta, me lo chiedevo quando ero qui, me lo sono chiesta e me lo chiedo spessissimo adesso, ed è forse una domanda che sarebbe da fare ai giovani imprenditori. Perché limitarsi? Perché è vero che una volta, tanto tempo fa, e ti faccio un esempio molto stupido, quando sono arrivata negli Stati Uniti mi sono ritrovata ad avere delle intolleranze alimentari. Noi abbiamo grandissima produzione anche dal punto di vista di cibi biologici, e andai ad una fiera e la risposta fu: a noi non interessa vendere all'estero, vendiamo molto bene in Italia. Ma perché? Questo è un po'... Perché? Diciamo, controproducente. No? Controproducente, apriamoci, apriamoci, è difficile perché è difficile, forse è quella parola marketing che è un po' che spaventa un po' in realtà l'imprenditoria, ma in generale l'Italia e soprattutto il Veneto, bisogna investire nel marketing, bisogna investire nella comunicazione, bisogna investire in eventi, ad esempio, come
quello che abbiamo fatto noi, che è stato reso possibile grazie ad un'agenzia di pubblicità che ha finanziato interamente il progetto, che è l'agenzia Armando Testa, quindi un'agenzia molto importante, che ha sposato questo progetto che è nato da una mia idea, poi condivisa da, avete visto, altre 2 socie, Francesca e Cristina, che ho portato a bordo, con un'idea di un format che proprio servisse anche a questa promozione del territorio italiano. Ovviamente sono campanilista, territorio veneto, Hollywood. Senti Valentina, a proposito, abbiamo visto immagini di grandi fiction, di grandi serie televisive, dove però diciamo, c'è una preponderanza di un'Italia negativa, cioè Gomorra, Suburra, polizieschi, insomma diciamo il lato violento di questo paese. E secondo te è in qualche modo è un limite, possiamo prevedere che possa arrivare anche molto altro, appunto come dicevi tu, l'Italia migliore, l'Italia che ha ottenuto i risultati andrebbe rappresentata, anche se poi gli ascolti, come sappiamo, quando si parla quando c'è la violenza, c'è ovviamente il film dalle emozioni forti, si fanno tanti ascolti, quando si parla invece di cose meno impattanti i risultati sono meno significativi, no? Storicamente noi siamo conosciuti per essere quelli che raccontano le emozioni, quindi credo sia stata fortemente un cambio, un'inversione di marcia per gli americani, vedere che noi riusciamo a raccontare anche con forza, purtroppo al negativo, perché Gomorra sicuramente racconta, o Suburra racconta un'Italia che non è l'Italia ideale, diciamo, però è stato quello che ha secondo me permesso di scavalcare i confini, cioè l'Italia è anche un racconto d'impatto, come dicevi tu, molto forte. Ora che abbiamo l'attenzione, dobbiamo sapere veicolare questa attenzione verso altri argomenti, e ne abbiamo tantissimi. Cioè Marta De Laurentiis, che è una dei nostri panelist, raccontava che sta girando una serie dedicata a Michelangelo, i medici piuttosto che The Young Pope, The New Pope, di Sorrentino, che appunto abbiamo premiato come regista che meglio di chiunque altro ha saputo cogliere l'attimo dall'Oscar vinto al cinema per poi spostarsi alla televisione, quindi cogliere questo cambiamento. Per questo l'abbiamo premiato con questo premio fatto a questa forma e con queste mani che si intrecciano. Ecco, lui ha fatto una cosa dedicata ovviamente al mondo ecclesiastico, quindi certo ovviamente in questo momento è crimine o papi, un pochino così. Speriamo che cambi, noi contiamo che cambi, sfruttando anche il fatto che le piattaforme, la nascita di continue piattaforme porta a una continua richiesta di contenuti internazionali che variano. Narcos, che è la serie che ha ancora prima di Gomorra portato all'attenzione del pubblico internazionale il Messico come produzione, è stato un altro apripista. Adesso il Messico sta cavalcando l'onda aperta da Narcos con tutta una serie diversa di film per la televisione piuttosto che serie televisive, quindi lo spazio c'è, dobbiamo saper saltare in questo treno, non salire, saltare, perché i treni passano velocemente. È vero, proprio come diceva un altro dei tuoi ospiti nel panel di Los Angeles, ci sono le grandi piattaforme tipo Netflix, Amazon, Apple, insomma tantissime che sperano che arrivino prodotti da mandare, perché hanno fame di produzioni, avendo un pubblico enorme, uno spazio enorme, come dicevi. Questo può, diciamo, far prospettare in un futuro non lontano, anche per dire produzioni venete che vengano comprate da grandi piattaforme, possano essere distribuite. Secondo te è possibile? Cioè può un imprenditore del Veneto attivo nel settore cinematografico e dell'audiovisivo sperare di avere... Secondo me sì. Sono necessari
ad esempio, una delle cose che, parlando con gli americani, ma anche al di fuori ovviamente del festival, mi è stata sottolineata è: ok, l'Italia, noi arriviamo in Italia, produciamo in Italia, però abbiamo bisogno di partner. I partner ci servono per i contenuti. Un'altra delle cose dette durante il panel è: attenzione, gli americani stanno per avere uno dei più grossi scioperi degli scrittori di tutti i tempi, quindi saranno necessari i contenuti. Tra 10 mesi, mi ricordo. Esattamente, no? Quindi Peter Landesman diceva: se avete idee è il momento, perché tra 10 mesi a noi serviranno le idee e non le avremo. Quindi, ma c'è uno sciopero, è uno sciopero degli scrittori, degli scrittori e degli sceneggiatori. È un po' una cosa ciclica, ma questa sarà particolare perché legata anche ovviamente a una questione contrattuale, dove gli agenti non potranno, sono cose molto tecniche, gli agenti sono le vere forze alle spalle di produttori, scrittori, attori, sono loro che manovrano in realtà il mondo di Hollywood. Ci sono stati dei cambiamenti, gli agenti non potranno necessariamente rappresentare gli scrittori, quindi insomma saranno tra 10 mesi, ci sarà molto spazio per le produzioni. Quindi gli americani cercheranno idee, quindi idee per quanto riguarda anche locali, gli americani cercheranno partner. Quello che lamentano è che i costi purtroppo sono ancora molto alti. Perché? Perché il dominio è un po' di alcune grandi case di produzione che sono state poi tra l'altro acquisite da grosse realtà internazionali. Ora non facciamo i nomi, ma insomma quelli del settore sono quelle. Quindi c'è spazio anche da quel punto di vista, nel senso forza lavoro, forza produzione, per potersi preparare ad affrontare questa cosa. Quindi il mio suggerimento è una film commission. Grazie. Potrebbe essere: preparate anche questo aspetto, cioè rendetevi competitivi anche con un insieme di manovalanza chiamata proprio così, che sia competitiva, che non ci si debba quindi rivolgere sempre a Cinecittà, perché poi altrimenti si ricade in un circolo. Si resta romanocentrici, invece proprio l'obiettivo della Veneto Film Commission, della Fondazione Veneto Film Commission, è quello proprio di valorizzare le risorse locali e portare qui insomma le grandi produzioni. E ci sono imprenditori del Veneto che dovrebbero approfittare di questo momento e contattare e sentire la Film Commission, mettendo a disposizione i loro spazi, le loro realtà, la loro logistica, perché ce ne sono veramente tanti. Cioè è il momento di fare quello che gli italiani fanno meno bene di chiunque altro, cioè creare gruppo, perché gli italiani, se si possono fare la guerra, purtroppo è brutto da dire, ma all'estero si sente ancora di più, siamo bravissimi. Lui fa meglio di me, peggio di me, il ristorante, ma non mangiare lì. Invece è arrivato il momento di fare sistema, cosa che si spera sempre si possa fare anche qui nell'economia locale, dove purtroppo spesso sistema non si fa e ne vediamo oggi un po' le conseguenze. Allora Valentina Martelli, ti ringrazio moltissimo perché hai fatto proprio un quadro molto efficace della situazione del cinema americano, della televisione italiana con le sue produzioni, cosa può fare negli Stati Uniti, e volevo chiederti un'ultima cosa, un suggerimento che daresti a un giovane italiano che decide di piantare questo paese, di andare a tentare la carta del cinema proprio a Los Angeles, negli Stati Uniti, che è una realtà non facile, no? No, assolutamente, soprattutto adesso con le questioni dell'immigrazione e con questa selezione sempre più importante. Però bisogna continuare e saper sognare. Purtroppo i momenti economici, i momenti difficili ci portano a dimenticare questa cosa importante. Sognare e soprattutto credere in un mestiere. Non ci si può inventare qualsiasi cosa. Se uno è capace di fare la pizza, deve fare la pizza, non deve fare le tagliatelle, perché quella è. La stessa cosa nel mondo della televisione e del cinema. Credete in quello che siete, provateci, portate avanti un progetto e mirate. L'America è ancora il paese delle opportunità, quindi come avete visto dai giovani attori che c'erano nel filmato che vi ho portato dagli Stati Uniti,
ce la si può fare. Io sono un esempio, ho voluto investire negli Stati Uniti in un momento della mia vita in cui potevo benissimo stare in Italia, l'ho fatto per tante ragioni, lo rifarei perché alla fine, ripeto, l'importante è poter sognare. Bene, grazie Valentina Martelli, e ci vediamo con 20:10 domani, grazie, arrivederci.